direttore. Buongiorno e ben ritrovati, prima edizione in diretta anche oggi, 8 dicembre, festa dell'Immacolata, un giorno di festa che si apre però con una tragedia, una strage, l'ennesima strage sulle strade della nostra regione e ancora una volta le vittime sono tutti giovanissimi. È accaduto la scorsa notte intorno alle 3:40 lungo Viale Venezia a Porto Gruaro. Un'auto, una BMW che vedete proprio in queste immagini dei vigili del fuoco mentre viene recuperata dalle acque del canale nella quale è finita dopo aver sfondato una recinzione. L'auto da una prima ricostruzione sarebbe uscita autonomamente di strada finendo appunto nel canale. È stato immediato l'intervento dei vigili del fuoco coadiuvati appunto dal gruppo sommozzatori per estrarre gli occupanti della vettura, 3 giovanissimi, tutti e 3 del veneziano e tutti e 3 ventenni. Si era diffusa la voce, l'informazione che potesse esserci a bordo una quarta persona. Per quello i sommozzatori hanno lavorato tutta la notte alla ricerca di questa possibile quarta persona. In realtà poi alla fine si è arrivati alla conclusione delle ricerche e le vittime, come detto, sono 3 giovanissimi. Tra pochissimo ci colleghiamo in diretta, anzi dovremmo averla già al telefono, la nostra Edi Kaliman che si trova proprio sul luogo di questa tragedia, Edi che ha raccolto anche le voci di chi sta arrivando, come accade in queste situazioni, sul luogo della strage. Buongiorno Edi, raccontaci qual è il clima che si respira lì in Viale Venezia a Porto Gruaro. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Come hai detto bene, mi trovo esattamente sul luogo della tragedia lungo il fiume Reghena, Borgo Sant'Agnese, Viale Venezia, Porto Gruaro. Quello che si respira oggi è una giornata di festa, è l'8 dicembre, ci sono tantissime persone che hanno deciso di uscire di casa, fare una passeggiata e si sono imbattute in questa tragedia. Ovviamente ci sono curiosi, ci sono amici, parenti che stanno pian piano raggiungendo il luogo. Si stanno domandando come è potuta succedere una cosa del genere. Non so se dalla regia Simone Merlo e Francesca Pezzo mi stanno aiutando con le immagini. Quello che posso descrivervi è uno scenario piuttosto inquietante. Dalla strada che da Concordia Sagittaria va verso il centro di Portogruaro ci sono evidenti segni sulla strada delle gomme della macchina dei 4 ragazzi, pare una BMW. I ragazzi erano appunto 3, tutti poco più che ventenni, l'auto di una dei 2 ragazzi. Noi sappiamo anche già i nomi dei ragazzi appunto che hanno perso tragicamente la vita sul colpo. Si tratta di Giulia Di Tiglio, Gieci Egli e Asil Oti, tutti poco più di 20 anni. Quello che posso dire è che forse sconvolge di più la comunità di Portogruaro e Concordia Sagittaria è che Asil Oti aveva perso il fratello 19enne solo poche settimane fa, sempre per un incidente stradale. La famiglia di origine kosovara, mi raccontava una vicina di casa poco fa, era una famiglia che ha abitato a lungo nel centro di Portogruaro e poi si era trasferita da poco a Concordia. Il fratello di Altin Oti, Admir, era a bordo dell'auto con suo padre quando in cavalcavia hanno purtroppo fatto un incidente, il padre è rimasto illeso e il 19enne ha perso la vita, quindi un'altra tragedia per la famiglia a sole pochissime settimane di distanza. I vigili del fuoco, come forse vedete dalle immagini, c'è il nucleo dei sommozzatori di Venezia e sta scandagliando il fiume Reghena per cercare e per togliere ogni eventualità di una quarta persona coinvolta. Quello che ci dicono è che non dovrebbe esserci una quarta persona, esserci stata una quarta persona a bordo dell'auto, ma per vagliare ogni ipotesi e cercare di
essere quanto più sicuri possibile, togliere ogni dubbio. I sommozzatori stanno ancora continuando le ricerche, li vedo qui davanti a me che si stanno preparando per l'ennesima immersione. La prima questa notte alle 3:40, quando è successo l'incidente, vigili del fuoco che hanno dovuto recuperare l'auto dei ragazzi che hanno divelto il guardrail e sono caduti nel fiume che mi raccontavano non è profondissimo, 2-3 metri al massimo, la macchina era visibile dalla superficie, ma l'operazione è stata un'operazione complessa perché mi raccontavano di solito i corpi vengono portati fuori dalla macchina prima che la macchina venga estratta dal luogo. Questa volta non è stato possibile. Queste le informazioni per ora da Portogruaro. Francesca, se hai domande. Grazie davvero Edi per averci aggiornati con tutti questi dettagli anche su quelle che sono le sensazioni, le emozioni che si stanno vivendo lì in Viale Venezia a Portogruaro. Se dovessi avere ulteriori aggiornamenti chiedici la linea, poi tutti i dettagli questa sera nel corso del nostro telegiornale. Grazie davvero Edi Kaliman e buon lavoro. Ancora cronaca perché ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Mogliano hanno arrestato un 29enne di origini albanesi in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Venezia. Il provvedimento era stato emesso dall'autorità giudiziaria a seguito dei fatti accaduti il giorno prima, quando i militari dell'Arma si erano recati presso l'abitazione dell'uomo per effettuare dei controlli, visto che lo stesso era in regime di detenzione domiciliari per altri motivi. Lo hanno trovato però fuori dalla sua abitazione in stato di ebbrezza alcolica. Durante le fasi di controllo l'albanese ha iniziato a minacciare e insultare i militari, cercando poi di scagliarsi anche contro di loro usando un coltello che aveva nascosto tra gli indumenti. Il 29enne è stato portato nella casa circondariale di Treviso. L'atterraggio di una mongolfiera vicino al perimetro della base americana Pluto a Longare, siamo in provincia di Vicenza, ha fatto scattare ieri il piano antiterrorismo con l'intervento nel sito militare degli agenti delle volanti e della Digos della Questura di Vicenza. Non si trattava però di pericolosi attentatori, ma di 7 pacifici turisti austriaci partiti da Innsbruck e rimasti appiedati dall'assenza di gas della mongolfiera. La vicenda di Davide Rebellin, perché il GIP di Vicenza ha respinto il patteggiamento a 3 anni e 11 mesi presentato dal legale del camionista tedesco responsabile della morte del campione di ciclismo. Il camionista sarà dunque processato a Vicenza, la prossima udienza sarà il 22 aprile 2024. Niente patteggiamento per la morte di Davide Rebellin. Il camionista Wolfgang Rieck, accusato di aver travolto e ucciso il campione di ciclismo il 30 novembre a Montebello Vicentino, dandosi poi alla fuga, verrà processato. In mattinata l'udienza in tribunale a Vicenza, in cui il giudice per le indagini preliminari Roberto Venditti ha rigettato la richiesta di patteggiamento presentata dagli avvocati che difendono il camionista. Una proposta inizialmente per una pena di 2 anni e 11 mesi, poi riformulata in 3 anni e 11 mesi. Il giudice ha ritenuto di dover rigettare il patteggiamento, ritenendo la pena concordata con la procura di 3 anni e 11 mesi non congrua. Naturalmente stiamo parlando di una pena altissima per un incidente stradale, perché si tratta comunque di un incidente stradale pur con un esito mortale. Prendiamo atto di questa decisione e affrontiamo il dibattimento. Soddisfazione espressa da parte dei familiari di Rebellin, rappresentati dal legale Davide Picco e dallo Studio 3A Valore SPA. I familiari hanno espresso, non la loro soddisfazione, ma insomma un senso comunque di giustizia, e hanno apprezzato comunque tutto quello che è stato fatto sia dai carabinieri che dalla procura che dall'autorità giudiziaria. L'imputato dovrà sostenere il processo per il reato di omicidio stradale con l'aggravante della fuga e comparire in aula nell'udienza fissata per il 22 aprile 2024. Nel frattempo resta in carcere a Vicenza, dove è detenuto da agosto.
Ieri lo avete visto nei nostri telegiornali, quell'attacco alla Basilica di San Marco con degli attivisti che hanno imbrattato il simbolo della città con il fango. Subito sono partiti naturalmente gli interventi per la pulizia e allora ci colleghiamo in diretta con il nostro Lorenzo Maier per tutti gli aggiornamenti su questa vicenda che ha indignato tutta Italia. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Francesca, a te e ai nostri telespettatori. Sì, sono state ore un po' così anche di apprensione per l'integrità della Basilica di San Marco. Ieri in tarda mattinata, intorno alle 11:30, 5 attivisti hanno eseguito una loro performance imbrattando la parte destra della Basilica e le sue colonne marmoree. Ovviamente parliamo di un patrimonio molto antico e quindi di grande pregio e anche molto fragile. Una protesta inscenata, a loro dire, per protestare contro i cambiamenti climatici. Il liquido scuro che è stato sparato sulla Basilica poi è rivelato essere stato dell'acqua mista a Nesquik, del cioccolato in polvere. I 5 attivisti sono stati poi raggiunti dalle forze dell'ordine e fermati, ma l'apprensione che c'era era questa iniziativa potesse portare su una struttura così fragile, così preziosa, poi dei danni permanenti. Per fortuna, e questa è la cosa che possiamo dirvi oggi, abbiamo sentito pochi minuti fa il proto della l'architetto Mario Piana, che ha coordinato le operazioni di pulizia, e possiamo dirvi già in modo ufficiale che la pulizia è terminata, è stato rimosso tutto questo liquido e che non ci sono danni né segni che rimarranno, per cui tutto, diciamo così, si è risolto bene. Grazie soprattutto alla tempestività dell'intervento e alle maestranze che hanno lavorato numerose e per diverse ore proprio per fare in modo che tutto venisse rimosso senza che ne risentisse la struttura della Basilica. I 5 attivisti, 3 uomini e 2 donne, non verranno denunciati, ma ovviamente dal Patriarcato di Venezia il Patriarcato ha preso questa decisione di non denunciare ulteriormente questi responsabili, ma chiaramente la loro azione ha sollevato indignazione e condanna ferma e unanime da parte di tutti. Assolutamente sì, come abbiamo detto, una notizia che ha varcato i confini del Veneto e che ha fatto il giro d'Italia, come spesso accade quando a finire nel mirino di questi attivisti finiscono dei simboli, dei monumenti della nostra Italia. Grazie davvero per questi importanti aggiornamenti Lorenzo e buon 8 dicembre anche a te, buon lavoro. A voi. Grazie davvero Lorenzo Maier. Torniamo alla vicenda di Giulia Cecchettin perché emergono nuovi particolari sull'omicidio. Ora è la volta di alcuni messaggi sia di testo che audio spediti da Filippo Turetta alla sorella di Giulia, Elena, e agli amici e mostrati nella trasmissione. Chi l'ha visto? Filippo Turetta voleva dire la sua su tutti gli aspetti della vita di Giulia, una sorta di controllo totale su di lei, con toni apparentemente gentili ed educati, ma con molta insistenza. È quanto emerge da una serie di messaggi che la trasmissione Chi l'ha visto ha mostrato e di messaggi audio che ha fatto sentire nell'ultima puntata. Messaggi inquietanti alla luce di quello che è accaduto, che fanno pensare a un ragazzo possessivo che voleva mettere bocca su tutti i dettagli della festa di laurea, ad esempio, una festa che non c'è mai stata, e poi che si nervosisce perché Giulia ha spento il telefono, non l'ha richiamato. E allora insiste con la sorella di Giulia, Elena, perché le dica di accendere il telefono e di contattarlo dopo troppe ore, a suo dire, trascorse senza farsi sentire. Ciao, scusa, puoi far accendere il telefono alla Giulia e farglielo lasciare acceso? No. Perché? No, non è giusto. Non può non cagarmi per tutte ste ore. Mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata. Digli almeno che ti ho scritto. Filippo, dalle un attimo di respiro. Di respiro da cosa? Mi aveva promesso che mi mandava qualche foto e video della giornata. Scusa. Grazie.
Quanto alla festa di laurea, anche lì Turetta vuole controllare i contenuti del papiro, il disegno con le passioni e gli aneddoti sulla vita di Giulia, ma anche sul tipo di bevande alcoliche, gli scherzi e lo svolgimento della festa. Volevo chiederti un'opinione perché ho raccolto tutti i dettagli che avevamo scritto per la caricatura, no, sulla chat eccetera, e ci stavano tutti, però c'erano tipo proprio un paio di cose, una o due che, cioè, non saprei come dire, ma ad esempio le tisane, cioè alla Giulia non piacciono le tisane, anzi da quello che so non le beve proprio, non le ha mai bevute quasi, anzi per lei sono d'acqua sporca eccetera, però qualcuno l'aveva detto e quindi cosa facciamo? Lo diciamo lo stesso da mettere nei dettagli oppure cioè a meno che tu mi contraddici dici che è una sua caratteristica della Giulia, ma non mi pare proprio, quindi possiamo anche tralasciarlo, tipo questo dettaglio che hanno scritto. Poi per il bere anche lì qualcosa di non eccessivo per quanto riguarda l'alcol, perché poi rischia anche mal di testa forte, poverina magari. Durante la trasmissione, infine, si parla di alcuni appuntamenti allo sportello psicologico dell'ULSS 6 Euganea, anche se l'ultimo non si svolgerà mai, perché il giovane era già in fuga sulla sua Fiat Punto verso la Germania. E come il papà di Chiara Gualzetti ai funerali di Giulia hanno partecipato anche i genitori di Luana Bussolotto, la giovane donna di Cinto Euganeo uccisa 13 anni fa dall'ex fidanzato nella casa che aveva appena acquistato a Noventa Vicentina. Abbiamo sentito la mamma di Luana, Graziosa Pattaro. A pensare che avevo in casa un assassino, dove lei quando me l'ha presentato mi ha chiesto dopo quando è andato via, mamma cosa dici? Ah, è brutto sai, è brutto, tu sei bella, è brutto, ma è tanto bello dentro, hai capito? È tanto bello dentro. E quello era la sua bellezza che aveva dentro, purtroppo. Un dolore che non si rimargina, una ferita che si riapre ogni volta che una giovane donna rimane vittima di chi diceva di amarla. Graziosa Pattaro era a Padova martedì con il marito Angelo per stringersi a Gino, Elena e Davide Cecchettin. Erano a Santa Giustina come sono andati il 12 novembre alla fiaccolata di Vigonovo. La sua Luana è stata uccisa 13 anni fa, nella sera di Pasqua del 2010, da Luca Bedore, l'ex fidanzato, condannato dopo 3 gradi di giudizio nel 2013 a una pena di 17 anni. Quella sera, dopo un litigio, Luca Bedore aveva strangolato Luana, poi le aveva stretto 2 sacchetti di plastica sulla testa. Solo il giorno successivo, dopo aver passato la notte a vegliare la giovane donna, aveva chiamato i carabinieri dopo aver tentato di infliggersi ferite che non si erano rivelate mortali. Una figlia adorata, Luana, giovane stilista che Graziosa va a salutare in cimitero a Cinto tutti i giorni. Dove mia figlia è un giardino di fiori. Tutti me lo dicono. Sì, questo è il giardino dove tengo io, le dico. Perché non si può dimenticare. E poi se non vado mi sento colpita. Mi sento colpita. E anche deve essere perfetta. Lei e il marito per Luana hanno fondato un'associazione. Ogni anno il 25 novembre inaugurano una panchina rossa nelle piazze delle frazioni del comune di Cinto Euganeo. Quest'anno è toccato a Faedo, nel 2024 sarà l'ultima a Cinto. Collaborano con il centro antiviolenza, a cui indirizzano le donne in difficoltà che li contattano. Da Luca Bedore, l'uomo che ha ucciso la loro figlia, neppure una parola. Non si è pentito. È quello che mi fa rabbia. Aspettavo almeno un scritto, non so, scusa, anche perché scusare, non so, perdonare 13 anni, ma non ho ancora perdonato. Perché mia figlia non c'è più qua nella mia famiglia. E lei non c'è più. Ecco. Parole forti, naturalmente, che fanno riflettere. Insomma, è davvero difficile aggiungere altri commenti di fronte alla disperazione e all'analisi anche lucida di una mamma che ha perso così la propria figlia. Lasciamo per un attimo la cronaca, parliamo di economia, di imprese, siamo ormai alla fine del 2023, si guarda al 2024 e si guarda anche ad una manovra
che non convince del tutto il mondo delle imprese. Saluto, lo ringrazio per essere con noi anche in questo 8 dicembre, Matteo Ribon, segretario CNA Veneto, ben ritrovato. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Allora, iniziamo subito dalla manovra. In un comunicato voi dite molti divieti, nuovi costi, anche degli obblighi, poi parleremo di questo obbligo assicurativo, cercheremo di capire meglio di che cosa si tratta, che cosa significa, come si traduce poi concretamente per le imprese, ma proviamo un attimo a capire quali sono i punti della manovra che vi convincono poco e voi tirate in ballo il PNRR, i fondi del PNRR, per evitare che l'economia del nord-est subisca uno stop, una fermata. Sì, la valutazione puntuale rispetto a quanto è stato impostato dalla manovra, che fondamentalmente non avrà, almeno da quello che si capisce, grandi variazioni, se non alcune che suggeriamo che possano essere in qualche maniera indirizzate dalla maggioranza nei prossimi giorni. E i punti che non ci convincono, intanto il primo è quelli che riguardano un po' il sistema casa, che è stato oggetto di moltissimi punti di attacco in questi mesi, legato a tutta la partita del super bonus, di cui le imprese fondamentalmente in questa partita qui sono degli attori non protagonisti, perché in qualche maniera si tratta di coloro che hanno realizzato lavori o comunque eseguito attività. Parliamo soprattutto del comparto dell'artigianato e della piccola impresa. E il primo punto è appunto lo stop definitivo di questa operazione, lasciando un po' nel guado però coloro che stanno terminando soprattutto le lavorazioni sui condomini, e questo rischia di mettere in ulteriore difficoltà non solo le imprese ma anche le famiglie che si sono fidate con pur tante difficoltà di questi benefici e comunque di queste indicazioni dal punto di vista normativo, e che rischiano di trovarsi magari con una situazione impiantata perché non riescono a concludere i lavori entro il fine anno. Questo è il primo punto. I secondi due punti, che sono collegati comunque uno all'ambito generale, l'altro all'ambito sempre edilizia, è quello dell'aumento forzoso, in questo caso, del prelievo dall'8 all'11% sui bonifici effettuati dalle imprese per quanto riguarda i lavori, che è un ulteriore aggravio anticipato nei confronti di coloro che è un calo di liquidità nei confronti di coloro che hanno operato e stanno operando, diciamo, nel mercato. Il terzo, che riguarda tutte le imprese, invece è decisamente complicato, è quello dell'assicurazione obbligatoria nel caso dei rischi di calamità naturali, che in qualche maniera mette in difficoltà, obbligando le imprese, si cala la responsabilità dallo Stato alle imprese, in qualche maniera anche per quanto riguarda tutte le calamità che possono essere frutto di incuria o di mancata manutenzione, come abbiamo visto in alcuni casi in regioni a noi vicine che sono state fortemente colpite, e che anche nelle regioni a noi vicine rischieranno di avere l'obbligo di pagare una polizza assicurativa, non ancora vedendo un centesimo per quanto riguarda i danni che hanno subito. Ecco, si parla appunto, allora soffermiamoci un attimo su questo obbligo assicurativo contro eventi catastrofali. Quindi le imprese dovrebbero stipulare queste polizze, chiaramente con costi a loro spese, chiaramente, e quello che voi dite, bisognerebbe invece spostare l'attenzione su quelli che dovrebbero essere eventuali rimborsi, cioè eventuali innanzitutto anche magari misure da parte della politica per la prevenzione, ma vabbè, quello poi sarebbe tutto un altro capitolo, ma insomma dare alle aziende un sostegno economico laddove dovessero subire questi danni, anche perché insomma guardandoci indietro sappiamo quanti sono i danni che in questi ultimi anni, anche in questi ultimi mesi, le aziende hanno dovuto patire a causa di eventi di varia tipologia. Pensiamo solo agli eventi meteorologici estremi di cui abbiamo raccontato anche nei nostri telegiornali. È questo il punto sui quali vi concentrate, Ribon? Guardi, il punto è che probabilmente il sistema pubblico non è in grado di sopperire più
alle richieste che che aumentano di anno in anno rispetto anche ai cambiamenti climatici derivanti dagli eventi catastrofici. E da questo punto di vista le aziende possono, diciamo, in qualche maniera autotutelarsi, ma non si può far ricadere tutto questo peso nei confronti delle imprese, perché alcune autotutele in qualche maniera rischiano di dover sopperire una mancata manutenzione, una mancata attenzione, come c'è stato nei casi, insomma, di alluvioni o comunque di situazioni che possono essere prevedibili, ma che possono essere contenute sulla base di alcune azioni che sono fatte dalle pubbliche amministrazioni. Qui il tema è: i comuni non hanno nessuna risorsa per poter far fronte a questo tipo di situazioni e quindi giustamente quando succede l'evento la prima cosa che fanno è attivare lo stato di calamità e chiedere rimborsi o supporto da parte degli organi superiori. Però non possiamo spostare una dinamica dal pubblico al privato, dobbiamo trovare un nuovo equilibrio. È chiaro che la prima cosa che diciamo è: non è che può essere fissata dall'oggi a domani questa cosa, e soprattutto bisogna sedersi ad un tavolo e confrontarsi per trovare diciamo anche un impolto calmierato, una dinamica che in qualche maniera cerchi di mettere un pezzo di responsabilità anche nel privato, in questo caso nelle imprese, di autotutela, che ci può stare, ma non scaricando tutta la responsabilità, diciamo, dall'azione pubblica o dal rimborso pubblico a quello legato ad una dinamica privata, anche perché nella norma è prevista una penale elevatissima nel caso di mancate assicurazioni e soprattutto l'impossibilità di accedere al risarcimento pubblico. Quindi è chiaro che questa azione deve essere sicuramente modificata. E dice, insomma, una copartecipazione di pubblico e privato ci deve essere, perché non si può, come sempre, scaricare laddove la politica non arriva, laddove il governo non arriva con i soldi, scaricare sul privato, che ha già spese da sostenere, perché ci sono sfide future da portare avanti dal punto di vista tecnologico, dell'innovazione, ed è per questo che voi chiedete di rivedere quelli che sono i fondi previsti del PNRR, perché altrimenti quali potrebbero essere gli scenari ai quali andiamo incontro? Beh, innanzitutto facciamo una fotografia dell'attuale. L'attuale dice che comunque alcuni diciamo, parametri di riferimento per ricevere le risorse sono stati centrati, ma tenga conto che tutto questo si concentra sulla pubblica amministrazione. E quindi, bene, sicuramente qualche passetto in avanti sul tema della semplificazione o altre azioni che possono migliorare l'impianto della pubblica amministrazione sono stati fatti. Questi sono benefici indiretti per le imprese. Il problema è che per arrivare alla fine rischiamo, insomma, di non riuscire a raggiungere gli ulteriori obiettivi, e l'unica azione che può essere fatta è provare a declinare o spostare alcune risorse nell'ambito diretto delle imprese. 12 miliardi è quello che il governo è riuscito a strappare, diciamo, in una modifica nella relazione europea. Ecco, noi diciamo che questi 12 miliardi devono essere iniettati nel tessuto. Facciamo un esempio pratico del quale abbiamo sicuramente spinto in maniera molto forte: il tema dell'autoproduzione energetica attraverso gli impianti fotovoltaici sui capannoni. È uno dei punti che sembra, perché adesso stiamo vedendo i dettagli, che il ministro Urso abbia in qualche maniera riuscito ad indicare nel nuovo impianto, e questo aiuterebbe appunto a investire nelle imprese, perché altre risorse non ci sono. L'altro passaggio può essere fatto nel campo dell'industria 5.0, per cui l'ambito tecnologico e digitale, perché altrimenti il rischio è che per quanto benefici possano esserci indiretti nell'innesto economico del PNRR nella pubblica amministrazione, tempi, modalità sono troppo lunghi e rischiano in qualche maniera di lasciare fuori le imprese, perdendo un'occasione di utilizzo di queste risorse per ammodernare il Paese. Il 2024 sarà, Ribon? Sarà un 2024 con diverse ombre e soprattutto senza un'idea di rilancio complessivo dal punto di vista
della strategia di politica industriale. Questo è uno dei punti che manca. Sarà così perché il manifatturiero, che è fortemente legato alle filiere europee, in particolar modo della Germania, ha una fase di stallo, di freno. L'edilizia con la fine del superbonus sicuramente avrà un rallentamento, ci sarà un ridimensionamento, e l'unica cosa che tira in questo momento è il turismo. Ma il turismo aiuta fino a un certo punto i consumi interni, perché fino a quando l'inflazione non sarà rimodulata e non ci sarà di nuovo una capacità da parte delle persone, dei cittadini di consumo e di liquidità, probabilmente rimarrà insomma in qualche maniera un certo freno anche da parte dei consumi interni. Questa è la fotografia del nord-est, che ovviamente rispetto ad altri territori è sicuramente in una posizione migliore, però è anche vero che se non tira il nord-est probabilmente il resto dell'Italia non ha una spinta propulsiva paragonabile a quest'area. Quindi chiediamo insomma che ci sia uno sforzo collettivo per definire nuove politiche industriali e provare insomma a dare un po' di fiducia anche alle imprese, che sicuramente sono quelle che in questa fase degli ultimi 2 anni hanno dimostrato di essere in grado di tirare avanti un po' l'economia e poter dare un beneficio complessivo anche a tutta la regione. Lo aveva detto anche la Premier Meloni qualche giorno fa: il Veneto è la locomotiva d'Italia e quindi ha bisogno di sostegno. Vedremo se sarà davvero così. Grazie davvero a Matteo Ribbon, segretario CNA Veneto. Torneremo ad aggiornarci presto con lei. Grazie davvero e buon 8 dicembre ancora. Grazie. Grazie altrettanto. Noi ci fermiamo per la pubblicità tra pochissimo. Tito. Rieccoci in diretta, vi ricordo la notizia con cui abbiamo aperto questa prima edizione: la tragedia, la strage che si è consumata questa notte a Portogruaro in Viale Venezia. A perdere la vita nell'auto finita in un canale 3 giovanissimi, 3 ventenni. Arrivano le parole di cordoglio del presidente del Veneto Zaia: il Veneto piange altre giovani vittime della strada, una tragedia senza fine, ultima di molte altre, che lascia il cuore infranto e richiama le coscienze ad un esame profondo su cosa si possa fare per evitarle. In questo momento, conclude Zaia, voglio stringermi alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che le hanno conosciute e apprezzate, rivolgendo loro il mio più profondo cordoglio. E purtroppo c'è un'altra vittima sulle strade della nostra regione, come riporta Gazzettino.it. È accaduto lungo la statale 51 di Alemagna, all'altezza della curva del Capriolo in comune di Vodo di Cadore. Un'auto, una Mini, da una prima ricostruzione ancora tutta da accertare, stava viaggiando in direzione Cortina, a bordo la vittima. L'auto all'altezza della curva, per cause ancora da chiarire, si è scontrata contro una roulotte che la precedeva, finendo sotto il mezzo. E questo l'ultimo aggiornamento di cronaca, e adesso ringrazio davvero tantissimo per essere con noi in questo giorno di festa. Buongiorno all'assessore Gloria Tessarolo, assessore alle politiche sociali del comune di Treviso. Buongiorno assessore, grazie. Buongiorno a tutti voi e buona festa dell'Immacolata. Grazie anche a lei. Assessore, sappiamo che con l'arrivo dei primi freddi le amministrazioni studiano e mettono a punto quello che è il piano per assistere le persone senza fissa dimora. Che cosa avete deciso? Come state intervenendo su questo fronte? Noi a Treviso abbiamo tutto l'anno un servizio di accoglienza notturna, non in emergenza ma programmata, insieme, che condividiamo in parte con Caritas, nel senso che noi abbiamo l'asilo notturno, Caritas ha un'altra accoglienza e quindi c'è una forte collaborazione sia sull'accoglienza delle persone che anche sulle progettualità che possono interessare
uomini, nel nostro caso è un'accoglienza solo maschile, uomini che si trovano a vivere in strada o in maniera permanente o per dei periodi, perché poi le storie che ci sono dietro sono le più varie. Ovviamente con il freddo ogni anno ci attrezziamo per aprire delle accoglienze in più. Il fenomeno non è un fenomeno statico, spesso è legato proprio ai flussi di lavoro stagionale e quindi è un fenomeno, quello delle persone in strada, che può variare molto, quindi non è solo cronico ma può essere stagionale. E allora su questo, nel periodo freddo, il Comune di Treviso da sempre potenzia con fondi propri il servizio che è già attivo e poi cerca anche, come dire, di avere o di sollecitare o comunque di lavorare in team con la rete che c'è nel territorio per promuovere anche altre forme di accoglienza o in alternativa comunque un rafforzamento del supporto in strada. E qui in modo particolare mi riferisco all'operatività che Sant'Egidio garantisce con i suoi volontari tutto l'arco dell'anno, e con loro ci sentiamo per riuscire a capire quando e dove potenziare eventualmente il loro supporto in strada, ma anche e soprattutto per rafforzare la rete di invio, e quindi ove ci sono posti in più cerchiamo di intercettare le persone in strada e di portarle in un ricovero caldo. Quest'anno non siamo riusciti per ovvi motivi, sono sotto gli occhi di tutti, insomma, l'aumento dei flussi degli immigrati che chiedono appunto accoglienza in Italia, quindi quello che è il CAS prefettizio, dove solitamente negli ultimi anni attivavamo 20 posti in più rispetto all'accoglienza normale, che è già di una ventina di posti, non è praticabile proprio per i flussi che il CAS sta accogliendo all'ex caserma Serena, e quindi ci siamo attivati in modo innovativo, ma al tempo stesso anche già in qualche modo collaudato, e quindi stiamo ampliando il servizio di asilo notturno presso l'asilo di Via Pasubio, sull'esperienza straordinaria che abbiamo fatto durante il Covid, quando c'erano le zone rosse. In qualche modo è arrivata anche la disponibilità, o è stata chiesta direttamente da voi, delle parrocchie. In tal senso ci sono state delle aperture, Assessore? Allora, noi prima ovviamente di riparare su una misura straordinaria e in deroga ad alcuni criteri ovviamente, quindi cercando di salvaguardare la sicurezza ma al tempo stesso di poter offrire un servizio straordinario, ci eravamo rivolti in via primaria ovviamente alla prefettura, che prontamente ci ha risposto che non c'era la possibilità perché stanno accogliendo dei numeri importanti, e poi abbiamo chiesto aiuto alla curia e alle parrocchie. A noi non è arrivata una risposta in tempo, per cui ci siamo attivati, ma ci siamo incontrati con loro proprio questa settimana su convocazione della prefettura, per capire come poter supportare i numeri che troviamo in strada di persone appunto con diverse esperienze alle spalle, e lì c'è stata un'apertura. Ovviamente non abbiamo ancora dei dati, ma insomma le parrocchie stanno ragionando con la curia su come poter attivare delle soluzioni alternative. So che c'era un'interlocuzione della parrocchia di San Martino con Sant'Egidio, però sono tutte azioni in divenire, quindi di sicuro non mancherà un supporto, credo di Treviso non l'ha mai fatto mancare, insomma la comunità trevigiana c'è. Certo è, l'abbiamo anche già detto, è importante che si attivino anche i comuni limitrofi, perché i numeri diventano poi difficili da gestire, perché sono ambienti comunque comunitari, più i numeri sono elevati, più è difficile gestire anche un'accoglienza temporanea straordinaria. Quindi se ci fosse anche la disponibilità, io lo dico serenamente, di altri comuni, altre associazioni o di altre parrocchie nel sostenere quella che è l'attività che oggi il Comune di Treviso sta facendo, come dire, in via primaria e prioritaria, insomma, siamo disponibili a capire, credo noi, la prefettura, ma anche appunto le parrocchie e la curia. La difficoltà, Assessore, sta proprio nel non conoscere la situazione in divenire, numeri che ha detto lei anche stagionali che cambiano, e quindi è difficile poi programmare quelle che potrebbero essere le misure per ospitare, per accogliere queste persone senza fissa dimora, perché non si conosce la situazione oggi ma non si conosce quella che sarà domani.
Sì, c'è da dire appunto che il background non è così minoritario nella scelta della risposta da dare. Allora, è chiaro che in emergenza si cerca di approntare qualunque misura, però che ci siano, come dire, numeri derivanti da flussi migratori di persone in strada, o che siano persone invece con progetti di vita, con dei fallimenti alle spalle, è chiaro che il tipo di intervento è e deve essere diverso. Quindi oggi, come dire, ci ritroviamo a gestire un minestrone con numeri soprattutto sul fronte migratorio, che non sono purtroppo programmabili, e su questo io credo si registra anche, come dire, la difficoltà della rete territoriale a dare una risposta, perché se non c'è un principio e non c'è una fine, è chiaro che un ente locale che deve agire con normative di bilancio e programmatorie diventa un po' difficile per un ente locale esporsi, e dall'altra parte però anche il volontariato, cioè se parliamo di emergenza, di situazione emergenziale, è chiaro che per quanto emergenziale una persona che si mette a disposizione o un'associazione deve capire di quali numeri stiamo parlando, di quale periodo, anche mettere in campo eventuali volontari o eventuali organizzazioni, per quanto tempo, e quindi che tipo di accoglienza, perché se non si sa questo poi si rischiano incidenti anche gravi. Lo dico perché gestire persone che hanno un passato magari di dipendenze, o persone che tuttora hanno delle dipendenze dovute anche alla vita in strada, quindi intendo dire chi ad esempio ha purtroppo trascorsi di dipendenze con l'alcol e magari tuttora per la vita in strada continua a perseguire questo tipo di stile di vita, è chiaro che in un ambiente comunitario può avere, non dico che abbia, però può avere atteggiamenti aggressivi che, se siamo in un gruppetto di 5 persone da gestire, si gestisce in un modo; se siamo in una comunità di 30, 40, 50 o 60 persone, chiaro che può creare delle situazioni che devono essere previste. Quindi senza numeri e soprattutto senza target definiti si fa un po' di più difficoltà ad esporsi, ma anche a garantire poi un certo tipo di servizio. Se questo è difficile per il volontariato, figuriamoci per un ente pubblico che non può permettersi, come dire, scivoloni. E quindi su questo fronte anche con la prefettura c'è stato, come dire, ci si è confrontati parecchio, perché mettere insieme due target di questo tipo può diventare complicato, e quindi in questo anche rinnoviamo la richiesta di segnalare eventuali disponibilità temporanee per il freddo da parte di associazioni o enti del territorio, perché è chiaro che spacchettando i numeri e con la gestione di numeri più piccolini è molto più facile intanto dare un supporto efficace, che non sia solo un tetto e un primo ricovero, ma anche evitare che si possano creare situazioni di criticità. Assessore, lei ha parlato delle storie che ci sono dietro a queste persone. Abbiamo capito il fenomeno dei migranti, ma poi che storie emergono da queste situazioni a cui voi cercate di dare una mano? Ma sono storie varie, perché noi abbiamo nei nostri servizi prevalentemente, direi, poi si generalizza sempre, però per riuscire a dare delle idee abbiamo o da un lato delle storie di, passatemi il termine, fallimento o fallimenti nella vita dovuti a varie vicissitudini, che poi ovviamente con la vita in strada si complicano, non tendono a semplificarsi, e quindi stratificano situazioni di difficoltà o fragilità che vanno gestite. Quindi ci sono disagi di tipo, possono esserci disagi di tipo mentale, possono esserci dipendenze, può esserci quindi una fragilità che può rischiare anche di diventare cronica se non supportata. Però anche in un supporto, comunque in una situazione di questo tipo, quindi con un ricovero notturno, però poi una vita in strada durante il giorno e poi un ricovero notturno, è chiaro che non si riescono a fare miracoli per la ripresa della persona. Quindi sì, si riesce a dare una gran mano, però poi insomma devono entrare tutta una serie di altri servizi, e la persona deve accettarli, e qui c'è una grossa difficoltà tante volte poi ad accettare il percorso che viene
che viene proposto e suggerito, perché è un percorso comunque faticoso perché implica delle scelte che vanno contro delle abitudini magari che si sono oramai stratificate negli anni. L'altra parte che stiamo accogliendo, perché nelle nostre strutture possiamo accogliere solo persone italiane o comunque con permessi regolari, quindi regolarmente presenti in Italia, sono persone che hanno delle difficoltà, che arrivano magari da un background migratorio, che escono prevalentemente dal CAS di Treviso, non solo, ma prevalentemente da quel tipo di struttura, che hanno ottenuto quindi il permesso di permanenza in Italia, che hanno dei lavori ma non riescono a trovare una casa in affitto. Quindi noi abbiamo persone che lavorano durante il giorno, quindi percepiscono anche uno stipendio, ma sono respinte dal mercato immobiliare e quindi si ritrovano a vivere da noi, da Caritas, permanere da noi da Caritas, magari in gruppi appartamento, tante volte con situazioni di sovraffollamento che ci vengono segnalate prontamente, e anche però, oppure ci sono stagionali, quindi persone che arrivano proprio in un particolare periodo legato magari alla stagione agricola, piuttosto che, prima sentivo parlavate di bonus, quindi un altro settore che sappiamo che è molto richiesto e però appunto ha delle forti oscillazioni, quello dell'edilizia, e poi si spostano nel territorio, e quindi questo spostamento non consente, ovviamente legato prevalentemente alle opportunità lavorative, non consente un progetto di vita stabile nel territorio. Ed è da lì che arriva quel messaggio forte, anche forte, del sindaco Conte di qualche giorno fa al mondo dell'imprenditoria, gli imprenditori che hanno questi lavoratori, che necessitano di questi lavoratori per le loro attività, chiamandoli anche alla responsabilità di trovar loro un alloggio nel quale vivere in modo dignitoso. Sì, io credo che sia un messaggio, come dire, responsabile ma anche doveroso, che tra l'altro come ente non è la prima volta che facciamo. Io ricordo di aver partecipato nel settembre scorso ad un incontro proprio sul decreto flussi, in cui si parlava di decreto flussi. Chiaro che io porto l'esperienza del servizio sociale, quindi non mi occupo di attività produttive, comprendo i bisogni del mondo del lavoro, comprendo i bisogni di lavoro e quindi anche l'aspettativa di chi arriva nel nostro territorio cercando di migliorare le proprie condizioni di vita, però è chiaro che non si può prescindere poi dal tema dell'abitare. Allora, come dicevo, lavori stagionali, contratti a tempo determinato piuttosto che mal pagati, e quindi qua poi scivoliamo nell'ambito dello sfruttamento. Ricordo insomma di questa settimana la notizia dell'indagine dei carabinieri che ha beccato, lo dico proprio, beccato i furbetti delle imprese che hanno sfruttato, e poi c'è addirittura sfruttamento non solo tra imprese, diciamo così, venete e lavoratori, ma anche tra i lavoratori immigrati, ma tra immigrati e immigrati, quindi c'è un giro, un traffico che insomma va assolutamente non solo monitorato ma anche ben perseguito, ecco, nel momento in cui si trovano queste situazioni. È chiaro che e lì in quell'occasione lo dissi chiaramente, lo dissi al mondo dell'impresa, lo dissi al mondo dei sindacati: attenzione, voi state parlando di flussi, parlate di persone, di lavoro, di contratti, di una normativa che si semplifica nel fornire a queste persone anche proprio i permessi di soggiorno per rimanere nel nostro territorio. Guardate che il tema della casa non è un tema che riguarda i servizi sociali dei comuni o il welfare dei comuni, perché noi già oggi stiamo assistendo a tutto nel profilo degli sfratti. Io lo dico molto, molto chiaramente. Quando parliamo di sfratti parliamo spesso di situazioni lavorative alle spalle, instabili, o comunque situazioni lavorative che non garantiscono un certo tipo di progettualità della vita. E qui non è solo una responsabilità delle imprese, ci sono delle regole del gioco che a mio avviso oggi, sulla base dell'esperienza che abbiamo, andrebbero anche un po' riviste, anche sul tema dei ricongiungimenti, perché una persona, per poter avere un progetto di vita con la propria famiglia, deve avere una stabilità, e deve essere una stabilità
che va condivisa, a mio avviso, con le imprese e non solo. Quindi l'ente pubblico non si sfida, l'ente pubblico può mettere tutta una serie di competenze che oggi ha e che ha sviluppato, però non può neanche fare finta di non vedere, non può non parlare nel momento in cui oggi si trova ad essere l'unico a fare da ammortizzatore sociale a scelte che non sono compatibili poi con un mercato, ad esempio, immobiliare che chiede altre garanzie. Insomma, c'è tanto lavoro da fare che richiede il coinvolgimento di tutti gli attori, pubblico, privato, associazioni, con una parola comune che è quella della responsabilità, perché insomma si parla di vite umane alle quali vanno date delle risposte. Assessore Tessarolo, grazie davvero per aver fatto il punto della situazione e le auguriamo ancora un buon 8 dicembre, buona festa dell'Immacolata. Grazie davvero a Gloria Tessarolo, Assessore del Comune di Treviso. Grazie Assessore, e adesso noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. Abbiamo parlato degli sviluppi della vicenda di Giulia Cecchettin, ma ci sono ancora episodi di violenza nei confronti delle donne, fisici ma anche verbali, e come è accaduto quegli insulti ad una arbitra di basket dopo le frasi shock del papà tifoso di basket, autore di questi insulti sessisti nei confronti di un'arbitra, lo ricordiamo, di appena 17 anni. Il sindaco di Cittadella e la società Cittadella Brenta Gunners hanno convocato la stampa per dissociarsi pubblicamente e condannare fermamente l'accaduto. Devi fare la fine di Giulia Cecchettin e ancora insulti sessisti rivolti a una giovane arbitra 17enne durante una partita di basket. Quanto accaduto domenica sera a Camin, Padova, durante il match di campionato di pallacanestro Under 17 ha travolto come un ciclone il Cittadella Brenta Gunners. Il tifoso che ha pronunciato quelle frasi vergognose è infatti il papà di un giocatore della società dell'Alta Padovana. Abbiamo deciso di allontanare questa persona da tutti i nostri eventi, e questo era nelle nostre facoltà, e sicuramente chiediamo scusa all'arbitra e alla sua famiglia per quanto accaduto. Mai ci saremmo aspettati che potesse succedere una cosa del genere. Una dura condanna del gesto arriva anche dal comune di Cittadella. Per esprimere la vicinanza all'arbitro e alla famiglia dell'arbitro per questo increscioso episodio, e soprattutto per prendere le distanze, perché la società è una società seria. È corale, insomma, la condanna, e a quanto si è appreso già durante la partita altri genitori, agghiacciati dalle parole pronunciate dall'uomo, lo avrebbero richiamato. Anche la giustizia sportiva sta facendo il suo corso, inflitte 2 giornate di squalifica alla società, che intanto sta pensando anche all'avvio di un percorso di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. Non nascondo che è stato molto difficile, ci siamo trovati in una situazione che mai avremmo potuto immaginare. Stiamo provando a vedere se c'è la possibilità di invitare l'arbitro in consiglio comunale per esprimere la vicinanza del consiglio e quindi della cittadinanza. Nessuna scusa, la società è ancora arrivata dal diretto interessato, che si è limitato a prendere atto del provvedimento di allontanamento senza però dimostrare alcun pentimento. Intanto si è appreso che anche la polizia di Padova si è mossa. Il questore ha attivato tutti gli uffici competenti, Digos e Anticrimine, che stanno indagando sul caso. Non è escluso che il tifoso venga colpito dal DASPO. A Maerne di Martellago un ragazzo e una ragazza hanno distrutto l'installazione realizzata dalla Proloco in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Il sindaco dice: voglio trovarli e chiedere loro perché. A solo poche ore di distanza dai funerali di Giulia nella Basilica di Santa Giustina a Padova e dalle parole del papà Gino, qui in piazza 4 novembre a Maerne di Martellago è stata completamente devastata l'installazione posizionata in occasione della giornata contro la violenza sulle donne.
Le scarpette rosse sparpagliate ovunque, la carta che ricopriva i cubi su cui erano posizionate strappata, la targa sulla panchina rossa scarabocchiata. L'opera era stata realizzata dalla Proloco di Martellago con tanto di flash mob realizzato dai bimbi delle scuole locali il giorno dell'inaugurazione. Ma i responsabili hanno le ore contate perché sono stati immortalati da una delle 100 telecamere posizionate dal comune. Alle 23:09 si vedono queste due persone, sembra una ragazza e un ragazzo che prima di fare questo gesto addirittura si sono fatti un video. Spero che questo video sia nei social, così riusciremo ancora prima a prenderli e poi a punirli. Il sindaco è determinato a trovarli, anche cercando in rete il video che potrebbero aver pubblicato. Voglio capire chi sono, appunto, per chiedergli ma perché l'avete fatto, soprattutto 2 giorni dal funerale di Giulia, di tutte le donne assassinate nel mondo. Veramente un gesto veramente crudele che non ha senso, soprattutto anche le parole del papà di Giulia con quel testo che ha letto, dove dice che il passato sicuramente non si può cancellare, ma il futuro deve cambiare. Un gesto che fa male perché l'installazione rappresentava non solo il simbolo, ma il pensiero di una comunità. Dobbiamo partire a punire da questi piccoli, virgolettato all'ennesima potenza, gesti per poi evitare di rivedere sempre gli scenari che purtroppo stanno diventando troppo frequenti. E adesso la politica, dovremmo avere in collegamento, buongiorno Fabrizio Boron. Buongiorno. Ufficialmente Forza Italia. Sì, abbiamo presentato questa mattina alle 10 al Caffè Pedrocchi di Padova. Allora, ieri era stata una sua intervista interlocutoria, chiaramente prima dell'ufficializzazione non ha voluto esporsi troppo, però dopo questa presentazione, dopo la conferenza stampa al Pedrocchi, capiamo perché la decisione di abbracciare quella che sono le idee di Forza Italia, lasciando definitivamente quella che era stata finora, insomma, la sua casa, mi passi il termine, e il perché la decisione, lei è uno di tanti esponenti che si stanno avvicinando appunto a Forza Italia e a Flavio Tosi. Una piccola nota, cioè io poco più di 6 mesi fa sono stato espulso dalla Lega, no? Sono stato cacciato per avere delle idee liberali, per cercare di dire che ovviamente quello che la Lega rappresentava, che era il territorio, l'identità, il nostro Veneto, non poteva più essere rappresentato in un contesto anche di rapporto, di coalizione a livello europeo con il nazionalismo di destra, quello che rappresentano alcune forze europee. Fui cacciato, nel corso di questi 6 mesi ho avuto modo di confrontarmi con tanti colleghi che la pensano come me, e in particolar modo ho avuto modo di confrontarmi anche con Flavio Tosi, che ovviamente, conoscendoci da tanti anni, ci siamo confrontati su quello che ovviamente c'è da fare per il Veneto, c'è da fare per la mia città che è Padova, e che è soprattutto quello di creare inclusione, cioè di allargare, di unire le forze di centrodestra per tornare a governare anche soprattutto la città di Padova. Ecco, questo percorso degli ultimi 6 mesi, dove ho trovato colleghi e in Flavio Tosi ovviamente un punto anche di confronto importante, mi ha fatto decidere che questo passaggio sia per il bene soprattutto di una politica liberale, di una politica fatta dell'inclusione e non ovviamente dell'esclusione, come purtroppo ho vissuto negli ultimi 2 o 3 anni. Lei ha detto: ho scelto chi mi accoglie e non chi mi espelle. Certo, e non sarò credo nel primo né nell'ultimo, certo, perché quando si fa politica la si fa non per se stessi, ma la si fa per la comunità, la si fa per il proprio comune, per la propria regione, per il proprio paese, e quando si fa politica con questa visione si deve ovviamente avere la fermezza, ma allo stesso tempo anche l'apertura mentale, che è quella di accettare idee diverse, discutere con idee diverse, confrontarsi con opinioni diverse e nel confronto trovare la cosa migliore, il risultato migliore che ti possa portare a governare il tuo comune, la tua regione, il tuo paese, per poi produrre risultati per i cittadini.
Se invece la politica diventa solo un mero scontro di potere per le posizioni, questo sicuramente non porta vantaggio ai cittadini. Ecco, ho fatto questa scelta in questo percorso, scegliere chi allarga, chi include e non chi caccia. Ecco, lei ha parlato di un centrodestra unito, perché questo è l'obiettivo delle varie forze all'interno del centrodestra, quello di presentarsi uniti ai prossimi appuntamenti a partire dalle amministrative del 2024, ma poi insomma c'è un traguardo all'orizzonte, un appuntamento all'orizzonte che è quello delle regionali. E Forza Italia come si sta preparando a questo appuntamento, sapendo che dall'altra parte ci sono i Fratelli d'Italia intenzionati a far sentire, a far pesare anche il risultato delle politiche, e poi c'è sempre naturalmente la Lega. Ma guardi, io credo che Forza Italia, con la guida di Flavio Tosi, insomma, che ha un'esperienza decennale come amministratore, possa rappresentare un contesto politico liberale, ma le dirò di più, addirittura portatore della bandiera dell'autonomia. Non dimentichiamoci che l'autonomia in Veneto parte da una legge regionale fatta da un consigliere di Forza Italia. Ecco, io credo che il tema dell'autonomia, del federalismo, della modifica istituzionale di questo Paese in una forma più moderna sia una battaglia da tenere ben presente, da portare avanti, e su questo contesto può Forza Italia diventare il centro, no? Può diventare il fattore coalizzante, perché guardi, sull'identità e sull'amore per il Veneto non c'è dubbio. Il referendum del 2017 ha fatto vedere i risultati che i veneti hanno per l'idea di autonomia. Una stragrande maggioranza, l'assoluta maggioranza dei veneti vuole un paese federale, vuole in Veneto l'autonomia. Ecco, io credo che noi possiamo essere portatori di questo messaggio in maniera seria e decisa, e non associandoci a coalizioni europee di estrema destra che sono antitetiche per natura a quello che è l'autonomia e il federalismo. Il nazionalismo di destra non è autonomia, non può portare all'autonomia dei territori. Ma un'autonomia come quella pensata dal presidente Zaia o un'autonomia che ha meno pretese, mettiamola così? No, guardi, io ho sostenuto il presidente Zaia nel 2015 nella prima campagna elettorale, l'ho sostenuto nel 2020 nella campagna elettorale e lo sostengo tuttora e lo sosterrò fino alla fine del mandato. È il mio presidente, il quale ho un grande rispetto e ritengo che sia un grande presidente. Sulla battaglia dell'autonomia, del quale lui è il fiere, io credo che lui abbia bisogno di un sostegno importante, di una forza liberale e territoriale, e in qualche modo credo che la difficoltà di muoversi in questo contesto, nel momento in cui rappresenti magari un nazionalismo che ovviamente non può sposarsi con il federalismo, ecco, credo che in qualche modo qualche difficoltà la possa trovare. Noi possiamo essere anche un ottimo interlocutore per il Presidente in questo viatico. L'autonomia è un obiettivo dei veneti, è un obiettivo di Zaia, è un obiettivo di Forza Italia. Su questo siamo tutti uniti. Sì, mancano ancora un anno e mezzo ormai appunto alle regionali, e chiaramente insomma il vero nodo è rappresentato da quello che sarà il nome del candidato alla presidenza per quanto riguarda il centrodestra. Io credo che a guidare questa regione debba essere una persona di esperienza, di capacità, che sappia amministrare e sappia unire. Ecco, il contesto di coalizioni centrodestra deve sempre vedere al centro un candidato che sappia far squadra, sappia unire, sappia trovare le migliori energie, no? In ogni contesto, in ogni forza politica, e in qualche modo abbia anche però l'esperienza e la capacità di amministrare una regione importante. Il Veneto fa 5 milioni di abitanti, fa quasi il 10% del PIL di questo paese, è al centro del contesto geopolitico che abbiamo davanti. Pensate a quello che è lo sviluppo dell'Europa verso l'est, e il Veneto c'è di mezzo. Ecco, bisogna avere una grande visione politica per far sì che questa regione rimanga al centro del sistema economico e delle 3 grandi trasformazioni che attraverseranno questo paese. E per far questo ci vuole una persona di spessore. Ognuno ovviamente avrà il proprio candidato,
ritengo che la parola più giusta sia stata quella detta dal ministro Tajani quando è venuto a Padova, che è quella: noi non poniamo veti a nessuno, ma non accettiamo veti da nessuno. Potrebbe essere il vostro nome Flavio Tosi? Credo sia un ottimo candidato e possa rappresentare un ottimo candidato. Se lui vorrà, se lui si sentirà in questo percorso di voler mettersi insomma al servizio dei Veneti come candidato presidente, io ci sono. Ultimissima domanda: lei potrebbe non essere l'ultimo in ordine di tempo ex leghista, ma non solo, magari a passare a Forza Italia. Ci sono altri nomi che circolano ultimamente, di esponenti di spicco del Carroccio, che potrebbero essere vicini al passaggio a Forza Italia. Guardi, io ho fatto 30 anni di Lega, no? Quindi il rapporto personale con molti amici e colleghi in regione è stretto, è un rapporto prima che politico di amicizia che è durato nel tempo, quindi il confronto e lo scambio di opinioni, di idee con loro c'è stato prima e c'è tuttora e ci sarà domani. Io quello che posso dire è che il sentimento e il malessere che in qualche modo molti colleghi vivono in quello che è un percorso che ha rappresentato la Lega negli ultimi 2 o 3 anni e si è sviluppato soprattutto negli ultimi mesi è forte. Pertanto non mi meraviglierei se nei prossimi mesi qualche altro collega avesse questa intenzione, che è quella non sa di cambiare casacca come si suol dire, ma che è quella di liberare le energie, le buone energie, affinché questa regione abbia una rappresentanza seria, liberale e soprattutto autonomista, federalista in questo paese che magari è diventata stretta in Lega. Non posso non chiederle chi sono questi esponenti che stanno esprimendo questo malessere e che potrebbero. È difficile, nomi non è giusto farne perché sarebbe scorretto, ognuno deve avere la propria convinzione, il proprio percorso, deve maturare, però insomma io non credo che si dovrà aspettare molto. E quindi lasciamo che il tempo faccia il suo corso, vedremo che cosa accadrà nei prossimi mesi. Mi sembra di capire che sarà che questa è la sua risposta. Grazie, sì. Grazie davvero a Fabrizio Borone, naturalmente adesso buon lavoro tra le file di Forza Italia. Grazie davvero per essere intervenuto, grazie, buon lavoro, buon 8 dicembre. Grazie davvero a Fabrizio Boron, ufficialmente da oggi esponente di Forza Italia dopo la conferenza stampa al Caffè Pedrocchi di Padova. Adesso noi ci fermiamo, abbiamo la pubblicità e poi vi raccontiamo la storia di un'assistente sociale trevigiana che ora vive in Lombardia e che in un momento in cui si parla tanto dell'importanza dell'educazione sentimentale, dell'educazione affettiva, dell'educazione alle emozioni, ha pensato ad un gioco per i bimbi dell'asilo proprio per insegnare loro l'educazione alle emozioni. Ne parliamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta, saluto subito Lucrezia Gondini, assistente sociale. Buongiorno Lucrezia, grazie per essere con noi. Buongiorno e grazie a voi per la proposta e per l'invito. Allora, prima di parlare proprio di questa sua idea, di questo gioco, partiamo dall'inizio, dalla sua tesi di laurea, una tesi di laurea che aveva affrontato un tema assolutamente d'attualità. Certo, il fenomeno della violenza di genere. In questa tesi io ho cercato di provare a guardare questo fenomeno da 2 prospettive diverse, alternative a quelle a cui siamo abituati ad analizzare il fenomeno, e sono la prospettiva dell'uomo autore di violenza e la dimensione preventiva. Mi fa piacere anche toccare l'importanza, ecco, del parlare dell'uomo autore di violenza, comunemente detto in maniera un po' erronea, ecco, maltrattante, dal momento che il maltrattamento è solo una delle tantissime forme con cui la violenza contro le donne può manifestarsi. Ho cercato di provare ad attenzionare, a porre l'attenzione anche alla dimensione appunto dell'uomo autore di violenza,
per cercare di provare, anche se con grande difficoltà, a darne un'immagine diversa, certo come autore di un reato, ma come una persona che ha la possibilità di cambiare intraprendendo un percorso di trasformazione, ecco, seguendo i programmi di trattamento e recupero cosiddetti appunto per uomini maltrattanti, che costituiscono una realtà di servizi ancora poco conosciuta in Italia, si contano sulle dita di una mano, e che consentirebbero di provare, ecco, ad aiutare l'uomo a lavorare sul proprio sé, appunto, e sul proprio vissuto, partendo dalla concezione per cui l'uomo non nasca violento, ma l'uomo lo diventi, e cercando di discernere quello che è l'atto violento, l'agito violento dalla persona. Ecco, Scusate, sono un po' emozionata. Ma non si preoccupi, da qui come si è passati? Poi come è passata all'idea di creare un gioco da proporre ai bambini dell'asilo, e quindi della fascia 3-6 anni? Certo, la seconda dimensione, appunto, come accennavo prima, con la quale ho cercato di provare a considerare questo fenomeno, è quella della prevenzione. Partendo dal riconoscimento di come al momento siano davvero, anche in questo caso, poche le progettualità attive nel contesto scolastico, nel mondo scolastico, sul tema appunto della violenza, e quelle che ci sono abbiano come target di riferimento bambini e bambine, ragazzi e ragazze, a partire per lo più tra la scuola media e la scuola appunto superiore. Ho provato, lanciandomi un po' in questa grandissima sfida, non essendo io né una pedagogista né una psicologa né tantomeno un'educatrice, a provare a fare appunto a ideare questa proposta progettuale che vuole essere un gioco psicomotorio, quindi dove unisce la dimensione del movimento alla dimensione comunque di intelletto, ecco, sul tema delle emozioni. Perché le emozioni? Perché molto spesso la violenza nasce come risposta quasi inconsapevole, non controllata a qualcosa che ci nasce dentro. I presupposti che mi hanno portato poi anche a pensare questo gioco sono l'idea di concepire la violenza come una forma disfunzionale di un conflitto, riconoscendo invece nel conflitto una dinamica relazionale che ci caratterizza tutti, e la violenza quindi non è altro che una delle tante forme con cui si può reagire ad un conflitto. E provando attraverso questo gioco a lavorare su quelli che sono i fattori potenzialmente da cui può scaturire un conflitto: l'aspettativa disattesa, l'impotenza, il mancato riconoscimento, la paura, la perdita e la vergogna. Come verrebbero coinvolti i bambini in questo gioco, senza spoilerare troppo, perché chiaramente c'è un copyright tutto suo che giustamente va tutelato? Ancora non lo è, però certo, sì. Ecco, quando ci sta, ma comunque anche l'idea va tutelata, assolutamente. Ma come verrebbero coinvolti i bambini? Certo, allora nella sua versione modificata, perché per la tesi di laurea ho trattato, ecco, ho provato a presentare questo gioco sotto forma di prototipo. Come tutti i prototipi l'ho sottoposto poi ad un game test due anni fa oramai, e dopodiché ho provato, ecco, ad apportare tutta una serie di modifiche che sono confluite in questa nuova versione, che tra l'altro ha le caratteristiche quasi di una specie di copione teatrale, quindi potrebbe essere anche realizzato sotto forma di uno spettacolo teatrale. Come vengono coinvolti i bambini? Allora, i bambini partecipano seguono un percorso immaginario in un mondo che ho chiamato appunto il mondo delle emozioni, e in questo mondo attraversano 6 tappe nelle quali incontrano 6 personaggi immaginari che rappresentano le 6 tematiche che accennavo prima, da cui può scaturire un conflitto. Quindi c'è il personaggio dell'aspettativa disattesa, il personaggio dell'impotenza, il personaggio che rappresenta la vergogna. E in ciascuna di queste tappe i bambini vengono coinvolti
a mettersi in gioco da un punto di vista emotivo. In ogni tappa trovano delle flashcard che raffigurano delle situazioni potenzialmente conflittuali, quindi dei disegni, e i relativi appunto conflitti che ne possono scaturire. E attraverso un dialogo costante, ecco, tra la squadra dei bambini e bambine e il personaggio cerca di far immedesimare appunto i bambini attraverso tutta una serie di poi mini attività in quelle che sono le situazioni potenzialmente conflittuali, nonché poi nel conflitto, cercando di trasmettere dei messaggi chiave che sono poi quelli che mi piacerebbe riuscire, ecco, poi a fare in modo che siano propri anche nei bambini, ovvero sia appunto che, come dicevo, provare a immedesimarsi in una situazione potenzialmente conflittuale, cercando di comprendere, ecco, come l'altro si senta e cercando poi di provare a immedesimarsi loro stessi in questa situazione potenzialmente conflittuale. Dicevo, perdonatemi, i messaggi che vorrei che con questo gioco venissero trasmessi sono appunto che la violenza non è altro che una delle forme con cui si può affrontare un conflitto e un'immagine appunto con cui poi si chiude ogni tappa di questo incontro, di questo incontro con i vari personaggi, si chiude con la presentazione della gentilezza considerata come principale antidoto alla violenza. Quindi il fatto di poter ricorrere ad atti, gesti e oggetti violenti e oggetti gentili, scusate, quali possono essere un abbraccio, un bacio, una caramella, una carezza e un fiore. Sono questi, li ho un po' spoilerati, gli elementi appunto che ho indicato come possibili antidoti alla violenza, ecco. Bellissima, è un'idea davvero bella. Adesso servirà che qualcuno l'appoggi, la segua, l'aiuti anche economicamente perché questo progetto per ora sulla carta possa concretizzarsi. Lucrezia, io purtroppo ho finito il tempo a disposizione, oggi la cronaca chiaramente ha avuto sopravvento, però l'idea è davvero un'idea che potrebbe aprire nuovi scenari, perché l'educazione fatta così sotto forma di gioco per i bambini potrebbe essere davvero una chiave di svolta. Lucrezia, grazie. Posso velocemente perché devo chiudere. Un'ultimissima cosa super veloce, ovviamente sono stata affranta e assolutamente colpita purtroppo dalla vicenda di Giulia e mi sentirei di unirmi all'appello corale che il papà ha voluto appunto esprimere, provando ad aggiungere una cosa. Lui ha invitato gli uomini a parlarsi e mi permetterei di aggiungere parlarsi di emozioni, delle proprie emozioni, tutto qua. Assolutamente sì, che spesso tra uomini non è così semplice. Grazie davvero per questa bella idea, grazie a Lucrezia Gondini. Noi siamo in chiusura, vi lascio al meteo, pubblicità e poi il film White Christmas, Bianco Natale. Grazie e buon 8 dicembre a tutti. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben trovati al meteo. Nel giorno dell'Immacolata una perturbazione sfiorerà il nostro territorio. Il tempo sarà piuttosto incerto. Vediamo il dettaglio di venerdì 8 dicembre. Sul Veneto un veloce ciclone raggiunge solo parzialmente la nostra regione e così la giornata sarà compromessa da un cielo in gran parte coperto. Non è esclusa tuttavia qualche schiarita al mattino. Possibile poi qualche precipitazione dal pomeriggio sera, nevosa sopra i 600-800 metri. Temperature sostanzialmente stazionarie, le minime saranno sotto zero praticamente ovunque, massime tra 4 e 7 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Inizialmente più sole, a seguire cielo nuvoloso, ma la nostra regione non dovrebbe essere bagnata da piogge. Temperature minime comprese tra -2 e 3 gradi, massime sui 7-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con però nuvolosità in graduale aumento, possibili deboli precipitazioni in serata e nella notte. Temperature minime tra lo 0 e i -3 gradi, massime sui 3-4 gradi all'incirca.
Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.